Io mi sentivo in una botte di ferro, la mia azienda è una multinazionale in tutto il mondo e non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione. Adesso sto a casa, però io avrei anche 63 anni e 5 mesi. E quindi va in pensione? Quindi no, perché devo andare con quella di vecchiaia, 67 anni e 7 mesi, sicché da qua a là forse andrò a fare l'elemosina. Sono loro, i lavoratori della metro, ad aprire il corteo della manifestazione dei lavoratori del commercio, della grande distribuzione, dipendenti metro che oggi sono a rischio posto di lavoro. 60-70 lavoratori, tra l'altro 80 con l'indotto, che non sanno la loro prospettiva, tra l'altro in un momento per cui non c'è la possibilità di ricollocazione. Oggi loro saranno il nostro simbolo. 2000 lavoratori in tutto il Veneto dalle più grandi aziende di distribuzione, Despar, Emisfero, Ikea, Metro, Carrefour e Coop, sono arrivati in mattinata a Vicenza, concentrazione in Capomarzo, per poi far sentire la loro voce contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro, fermo ormai da 2 anni. Si rifiutano di siglare un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro se non contiene, guarda caso, norme sulla flessibilità del lavoro che gli consenta di soddisfare le loro esigenze. Lavoratrice Coop Adriatica, vogliamo il rinnovo del contratto, quello che c'è già. Hanno sfilato composti lungo le vie del centro di Vicenza, fischietti e slogan per far sentire la loro voce, la loro rabbia. Ci fanno saltare metà delle ferie programmate, quando per avere un giorno di permesso dobbiamo vendere l'anima. Ci stanno togliendo tutti i diritti del lavoro, abbassare lo stipendio, le aperture straordinarie, festive, domenicali hanno massacrato il tenore di vita familiare. Io faccio un appello alle controparti per capire se no continueremo il 19 dicembre, che forse è venuto il tempo che facciano veramente un'apertura e si chiude il contratto. Lavoratori del commercio sul piede di guerra, ma nei centri commerciali la gente non si è accorta di nulla e non sapeva dello stato di agitazione. Avete avuto disagi a fare acquisti? No, onestamente no. Chiedono il rinnovo del contratto, se hanno ragione, secondo lei? Probabilmente sì, avranno le loro ragioni sicuramente. Avranno i loro motivi probabilmente se fanno sciopero per una cosa così importante.